Allora, cari, scusate il tirabacci disordinato, cari amici vicini e lontani, questa ve la devo filmare. Oggi sono venuto a farmi un giro su Monte Suzzipiri, una lunga collina che si trova a ridosso della costa di Muravera, che può annoverare diverse testimonianze dell'epoca nuragica e pre-nuragica. Partiamo innanzitutto dal famosissimo Saquasecis, che è dall'altra parte diciamo della montagna, così come vedrete ora in in sovrimpressione. E mentre da quest'altra parte abbiamo il nuraghe Monte Suzzipiri. Diciamo che da una parte e dall'altra ci sono questi due nuraghe quasi che aprono e chiudono questo territorio ricco di insediamenti. Abbiamo tre tombe a taffone, abbiamo diverse tombe dei giganti, abbiamo un villaggio nuragico, più di uno, anzi ce ne sono due. Uno è censito un villaggio pre-nuragico del Neolitico. Ma perché oggi sono qua? Perché c'è una cosa che ho letto nel libro di Roberto Ledda, che era da tantissimo tempo che desideravo venire a vedere. E tre foto non bastano, perché è una cosa che ha una particolarità incredibile. Sto parlando della tomba dei giganti di Monte Suzzipiri. Diciamo che non è una struttura bella come può essere Sabrazon, però ha una caratteristica che la rende quasi unica per il nostro territorio. Come si può notare, adesso non so se voi lo notate dal vivo, intanto questo bellissimo granito biscottato, lo chiamo io, perché dà l'idea di quei biscotti dei savoiardi. Però se voi notate qua, ecco, qui dovrebbe esserci l'ingresso. Qua molto probabilmente questo era un braccio delle zebra che continua fino a là, e poi da questa parte c'è un pezzettino ma è nascosto nella vegetazione, quindi però ecco, almeno 2 metri io li vedo qua sotto questo banco di lentisco. Come potete vedere, da un taffone naturale i nostri carissimi avi hanno ricavato questa sepoltura. Come potete vedere, ecco lì giù il taffone naturale, poi parte questi due muri in lungo che chiudono. Adesso il soffitto è rimasta solo una pietra qua, adesso voglio provare a fare il giro dall'altra parte senza assolutamente passarci sopra, perché ogni pietrolina che si muove da qua è un danno inestimabile. Qui rimane ancora una pietra del tetto che era piatabanda, ce n'è una lì giù, vedo che è stata rovesciata, e qui davanti l'ingresso che è sotterrato, sotto questo lastrone qua. Ma come dicevo, proviamo a vedere se riesco a vedere dall'altro lato. Ecco, sono riuscito ad avvicinarmi qua da questo lato che purtroppo è completamente distrutto. Sto parlando del lato a sud. Intanto vi faccio vedere questo bellissimo blocco di granito su cui è ricavata questa grotta, che probabilmente prima era, non lo so, io adesso mi addentro in ipotesi, probabilmente prima era una domus de Janas che è stata poi rielaborata in tomba dei giganti. Vedete, nel lato nord si vedono proprio le pietre impilate, il soffitto. Un'altra particolarità è che, per esempio, diversamente da Savraison o dalla tomba dei giganti di Zio Marie, non faccio due esempi, l'ingresso della sepoltura è rivolto verso ovest anziché verso est. Non so se sia, diciamo, una particolarità oppure se ci siano anche altri esempi. Però di solito siamo abituati a vedere sia i nuraghi che questo tipo di strutture tutte rivolte verso il sorgere del sole.
Dalla tomba dei giganti su Zipiri io vi saluto e vi lascio con il consueto panorama sulle meravigliose lagune di Muravera. Signori, grazie e alla prossima. Se vi è piaciuto il video, se vi piace la pagina, mettete mi piace, condividete, fatela vedere ai vostri amici. Per noi è benzina il vostro supporto. Grazie e alla prossima.